Visto che in questi giorni l'INPS è sulla bocca di tutti per via del decreto Cura Italia e soprattutto del fatto che verranno dati 600 euro alla categoria di lavoratori autonomi e soprattutto per il fatto che i server sono stati inaccessibili per un sacco di tempo e c'è stato un attacco hacker, forse non si sa, per questo motivo ho deciso di voler spiegare che cos'è l'INPS perché tante persone non lo sanno. Come di consueto in questa rubrica, Pillole di economia, farò una premessa, farò un passo indietro. Spesso sul canale abbiamo parlato di argomenti come azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, eccetera. Ho parlato quindi delle diverse modalità con le quali impiegare i propri risparmi. Ora, nella gestione dei risparmi ci sono anche le attività di tipo previdenziale. Queste attività comportano il fatto che periodicamente un lavoratore versi delle somme di denaro che si chiamano contributi ad un ente. Questo ente gestisce questi contributi investendoli e ridandoglieli nel momento in cui non potrà più lavorare, quindi come pensione. L'idea della previdenza nasce a partire da un presupposto, ovvero il fatto che i cittadini abbiano tutti quanti dei mezzi economici per far fronte a malattie, invalidità, vecchiaia, eccetera. E questo è ribadito anche dall'articolo 38 della nostra Costituzione. Ora, la previdenza dunque è stata concepita in modo che chi ha la possibilità di guadagnare, quindi di creare un reddito, possa risparmiare una parte di quel reddito per quando ad esempio sarà vecchio. E la ragione per cui la previdenza è obbligatoria è perché non tutti i cittadini hanno la propensione al risparmio e quindi ci sono dei cittadini che magari, se lasciati liberi, non risparmierebbero niente per la vecchiaia e questo sarebbe un problema di tipo sociale. Quindi lo Stato che cosa fa? Ti obbliga, tramite questi versamenti, a fare del risparmio. Come vi dicevo, questi contributi vengono versati nelle casse di un ente. Questo ente si chiama INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. È un semplice ente che si occupa di raccogliere questi contributi dei lavoratori ed erogarli alle persone che ne hanno diritto, quindi ad esempio i pensionati. Questa è chiaramente la funzione principale dell'INPS. Ne ha diverse altre, però io mi vorrei focalizzare in questo video proprio su questa. Il meccanismo su cui infatti si è storicamente basata questa funzione è il sistema di ripartizione, ovvero se io in questo momento ho un lavoro, do dei contributi che sono dei soldi, questi soldi vengono presi dall'INPS e dati alle persone che sono ad esempio in pensione, quindi non vengono trattenuti per me, questi soldi non vengono risparmiati per me, vengono utilizzati per pagare le pensioni di chi adesso è in pensione, quindi ad esempio dei nostri nonni. Questo sistema però ha una grossa pecca. Se il numero di lavoratori di uno Stato si riduce tantissimo, ma il numero dei pensionati no, a quel punto il sistema collassa perché non ci sono abbastanza fondi per pagare tutti i pensionati. Capiamolo insieme con un semplice esempio. Abbiamo uno scenario in cui ci sono 1000 lavoratori e 1000 pensionati. Questi 1000 lavoratori versano i contributi che vanno come pensione a questi 1000 pensionati. Ora però, se il sistema si sbilancia e i pensionati diventano 10.000 ma i lavoratori rimangono 1000, come pagano questi 1000 lavoratori 10.000 pensioni? È proprio per questo che si è messo per anni in dubbio la stabilità dell'INPS, proprio la tenuta di questo ente. E questo perché effettivamente ad oggi non riescono a pagare le pensioni solamente con i soldi versati coi contributi. Circa il 70% di una pensione è costituita da contributi e il 30% rimanente lo deve dare lo Stato perché non ci sono abbastanza contributi per pagare tutte le pensioni. Se in questo momento abbiamo un debito pubblico di 2.400 circa miliardi di euro, è anche dovuto a questa situazione. E per favore non mi venite a scrivere nei commenti che io sono contro i vecchi devono morire tutti o cose del genere. Non ho assolutamente detto questo, non travisate le mie parole, semplicemente il nostro sistema pensionistico attualmente non è sostenibile. Questo non significa che non vadano erogate le pensioni, ovviamente dobbiamo dare le pensioni alle persone a cui spettano, però dobbiamo ripensare il sistema in un altro modo, perché in questo modo non riusciamo ad andare avanti. Quindi ora andiamo a vedere come è cambiato nel tempo il calcolo delle pensioni, da un sistema retributivo ad uno contributivo. Questo cambiamento è avvenuto nel 1995. In buona sostanza il metodo retributivo funzionava più o meno così. Si andava a prendere la media dei redditi percepiti durante i precedenti 10-15 anni, a seconda se fossi un lavoratore dipendente o un lavoratore autonomo, e a quel punto si prendeva una percentuale di questa media e si usava come pensione. Col sistema attualmente in vigore, che è quello contributivo,
si va a vedere effettivamente quanti soldi, quanti contributi hai versato durante la tua carriera lavorativa e a quel punto si calcola la pensione in base a questo numero, non più a quanto hai percepito di reddito negli scorsi anni. Questi contributi vengono moltiplicati per un indice che esprime le variazioni del PIL degli ultimi 5 anni. Poi il risultato viene di nuovo moltiplicato per un coefficiente di trasformazione. Sembra una roba molto difficile, ma l'importante è trovare i dati giusti, una tabella con i dati giusti, aggiornati, e poi dopo si può calcolare tranquillamente, una moltiplicazione. Tornando a parlare dell'INPS, questo ente non si occupa solamente di erogare le pensioni, ma eroga anche degli altri sussidi, come ad esempio quello di disoccupazione, per le malattie, per la maternità e tanti altri. Nel 2020 l'INPS ha previsto una perdita di 6,38 miliardi di euro e pensate che rispetto all'anno precedente i numeri sono cambiati, sono variati in positivo del 35%, siamo migliorati del 35% e perdiamo lo stesso 6,38 miliardi. Accanto all'INPS si sono formate altre forme di previdenza nel tempo. In sostanza la previdenza in Italia si fonda su 3 pilastri, uno dei quali investe questi contributi sul mercato finanziario per guadagnare degli interessi e accrescere il valore. In questo video però non lo tratteremo perché questo è il video sull'INPS. In coda a questo video, prima di lasciarvi alla definizione economica, vorrei ringraziare tutti quanti gli utenti di Instagram perché lì si stanno facendo un sacco di sondaggi, domande interessanti, eccetera. Se non sei ancora mio follower, vai a seguirmi su Instagram. L'investimento è l'impiego di una somma di denaro in un'impresa o nell'acquisto di valori o anche di oggetti.